giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Radio Libertà in simultanea con voi quando sono scoccate le 12.37. Voi e noi cioè Simone, saldamente assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, e il vostro umilissimo Ciccio Barbò. In simultanea quando sono scoccate le 12.37 l'ho già detto, non vi ho detto che invece la temperatura interna, secondo la commissione apposita, si è fissata sui 23,9 gradi centigradi, sopra lo zero fortunatamente. 8,3 invece esterni, 55% l'umidità, 1030,9 millibar la pressione. Convenevoli formulaici per rivolgere sempre più forti e stretti gli abbracci alla signora Adrianangela, alla signora Clotilde, alla signora Carmela, che stringo forte forte forte. Loro ci seguono, ma vi garantisco che pure ci seguiscono dal canale 252 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una televisione che si abbona a Radio Libertà, campo oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Gli altri supporti per seguirci: la Radio DAB, poi c'è il sito radiolibertà.net, poi c'è l'applicazione apposita Android e iOS che vi permette di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre del pianeta Terra con i vostri cellulari. Il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà, e lì ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che poi ascolterete, che poi manderemo in diretta dopo le 13.35 in oltre la pagina Twitch. C'è anche Twitch, il social di ultima generazione. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E infine YouTube, dove siamo, come dire, presenti a targhe alterne, così mi dicono i bene informati. Dunque, linee aperte se volete intervenire, come sempre a vostra disposizione, se volete far sentire la vostra voce, 0292 94 7222, il numero di telefono 0292 94 7222. L'ho letto come se fosse una vecchia referenza Renault. Chi ha fatto il magazziniere mi capirà. Invece il servizio WhatsApp ha sempre lo stesso numero, naturalmente, 340 6709 659 340 6709 659. Oggi sono ma quello era un 7700 7701 e poi c'erano le altre 6 cifre. Va bene, reminiscenze del lontano passato che non c'è più. Tanto non penso neanche che usino più le referenze, credo che abbiano i lettori. Sto parlando veramente di tempi antidiluviani. Pensate che in quei tempi, quando andavo a c'è magari bisogno di paraurti, eccetera, quindi c'era un settore apposito, una volta scoprì e sembrava di avere non solo un parafango della Dauphin, no, un paraurti della R16 e un parafango della Dauphin. Che non so neanche se fosse Renault, ma non so cosa ci facesse lì. Allora, andiamo invece seriamente. Di cosa parleremo oggi inoltre la pagina? A proposito, chiudiamo l'intro di Che giorno è, ricordandovi che ci saranno naturalmente
i rilevamenti demoscopici, sondaggetti, oltre ai genetriaci ovviamente, mentre per quanto riguarda la offerta musicale legata appunto ai genetriaci, avrete a vostra disposizione Riccardo Cocciante, poi Rihanna e poi Kurt Cobain, perché è il loro genetriaco. Kurt Cobain purtroppo non c'è più. Rihanna, pensate, quando ha avuto, credo fosse il primo figlio o figlia, se non ricordo, lei è una ragazza acqua e sapone, sapete, la celebre diva, bellissima, peraltro è anche secondo me molto brava, non è proprio il mio genere, ma sicuramente penso sia innegabile la sua bravura e anche la sua bellezza. Lei è una ragazza acqua e sapone, semplice, e sapete cosa ha fatto? Forse qualcuno lo sa, ha voluto partorire in casa, come sua mamma, come ai tempi antichi. Una volta anche qui, nelle case di campagna, c'erano anche miei coetanei che erano nati in casa, perché insomma non succedeva, perché era anche rischioso tra le altre cose. Insomma, lei ha scelto di far nascere, credo, la bambina in casa, e però insomma ha sistemato le cose. Praticamente ha approntato la camera dove avrebbe, la stanza dove avrebbe partorito, con macchinari per circa 3 milioni di dollari. Ecco, insomma, una ragazza semplice, acqua e sapone, ma sicuramente con il portafoglio e il conto in banca ben fornito. Ha fatto benissimo comunque. Allora, andiamo a vedere, parleremo dell'Europa con Corrado Cone, perché le parole di Vance hanno avuto particolarmente effetto in un'Europa addormentata, perché in Europa soprattutto evanescente, in una Europa che marcia sull'astrazione. L'Europa parte dai numeri, dai conti, no? Ve lo ricordate? Bisogna entrare in Europa c'era già l'Italia, ma bisogna aderire fin da subito all'euro, non bisogna aspettare, non bisogna perdere. Quando ancora, forse ve lo ricorderete, quando ancora era possibile obiettare all'entrata nell'euro, quando se tu dicevi ma forse aspettiamo eccetera, non venivi bollato, non venivi estromesso dal pubblico consesso, si diceva ma possiamo aspettare, entriamo più tardi quando i conti saranno adeguati, è inutile affrettare. No, Prodi, no, bisogna, perché disse Prodi in un'intervista all'Espresso, perché l'unico modo per rilanciare l'Italia, perché l'Italia è appesantita dal debito pubblico, i governi nazionali non riescono a scalfire il debito pubblico, l'unico modo è entrare in Europa e vedrete che così il debito pubblico comincerà a calare e l'Italia comincerà a correre. Il debito pubblico è aumentato sempre di più, sempre di più, sempre di più. Pure Prodi, non so per quale motivo, con l'euro sarà come lavorare un giorno in meno e guadagnare un giorno in più. Insomma, non le ha azzeccate tante, no? Cioè, alcune le ha sbagliate grosse, se vogliamo, ma è ancora investito da un'autorevolezza. Tra l'altro, se vi ricordate, quando lui era presidente di commissione scoppiò anche uno scandalo che in Italia venne soffocato prestamente, e i giornali europei lo trattavano come una pezza da piede, ma in Italia non si poteva dire. Così come non si poteva dire quella volta che Napolitano, parlamentare europeo, si faceva rimborsare i voli all'Italia, però invece usava i low cost. Spendeva 70 euro, ma se ne faceva rimborsare 800. In Germania questo scandalo se ne parlò in Germania, ma in Italia non arrivò niente. Viva l'informazione italiana. A suo tempo Radio Padania, Radio Libertà cercano di rimediare con i loro piccoli ma forti mezzi. E dicevo che poi appunto si entra con un cambio che non funziona, ma doveva essere funzionale proprio al debito pubblico italiano. Lo cito sempre, quello studio pubblicato online dal Sole 24 Ore, quindi una fonte di sopra di ogni sospetto, quel cambio agganciato al marco che sfavoriva la lira serviva a rendere, diciamo, a mantenere la competitività delle merci italiane. Quindi, di conseguenza,
serviva a limare il debito pubblico, naturalmente sulle spalle dei lavoratori, perché per limare il costo delle merci e renderle concorrenziali si scelse oggettivamente, obiettivamente, di limare gli stipendi, e così fu. Infatti, mi ricordavo anche questo io, nei primi anni, ve lo ricorderete anche voi, dopo il 2002, nelle discussioni anche con amici, conoscenti, parenti, eccetera, a tutti i livelli, che fosse magari cioè, sul luogo di lavoro, al bar, in famiglia, a pranzo, eccetera, la discussione in quegli anni era il costo della vita con l'euro. Tutti ci lamentavamo, tutti dicevamo che era insostenibile. Sui giornali non se ne parlava, tutto va bene, madama la marchesa. Comunque, dicevo, l'Europa parte sui numeri, sul concreto per certi aspetti, e va avanti ancora di più dopo la crisi del 2008, la crisi del subprime, e si continua. Il patto di stabilità, vi ricordate lo spread del 2011? A un certo punto però, come dire, quasi dal nulla, ma non dal nulla evidentemente, spunta il New Green Deal e si comincia a parlare della macchina, dell'auto elettrica, del green, dell'ambiente, si comincia a parlare delle farine animali, si comincia a parlare del Nutri-Score, poi si comincia a parlare dell'inclusività, si comincia a escludere tutto ciò che possa in qualche modo rimandare le origini all'appartenenza cristiana. E tutto questo mentre gli europei, che già erano stati massacrati dalla crisi del 2008, dovettero affrontare prima 2 anni di pandemia, poi la crisi ucraina, il costo dell'energia, e poi anche l'inflazione. E allora diciamo che quando arriva Vance e richiama un po' al senso della realtà, insomma, si scatenano le reazioni che avete visto. Ci sono molti esempi sotto questo punto di vista, perché per esempio proprio Corrado Ocone aveva riepilogato All Act e la legge sull'intelligenza artificiale, 135 pagine più 140 del regolamento generale. Cioè, questa Europa ti spiega per filo per segno tutto quello che non devi fare, che non puoi fare, ma non ti indica nulla di quello che devi fare per fare meglio, per fare prima. Questo è uno dei tanti esempi. Poi Ocone va ancora più indietro. La questione della CPI, la Corte Penale Internazionale, no? Per la quale hanno votato 76 paesi o 79, non l'Italia. Nacque a Roma il 17 luglio del 1997. I lavori si protrassero perché fu dato spazio alle organizzazioni non governative, ONG. I lavori furono pagati comunque dallo Stato italiano, sia chiaro. E alla fine si è arrivati a stabilire che questa Corte doveva individuare e punire sia i crimini di guerra sia i crimini contro l'umanità. Bellissimo, a livello teorico è fantastico, ma chi stabilisce cosa? Chi ha l'autorevolezza? A chi viene attribuita l'autorevolezza? È rimasto tutto nell'aleatorio, come poi si è visto con scelte che la CPI ha incriminato Netanyahu, credo per genocidio, quindi ci siamo capiti. E infatti Stati Uniti e Israele non sottoscrissero quell'accordo. Poi avremo sempre nel corso di oltre la pagina avremo Matteo Fais, e si parla di post moderno, perché spiega Matteo Fais che adesso con l'arrivo di Trump sembra che si possa girare la pagina sul pensiero woke, però in un bell'articolo Matteo Fais si chiede come siamo arrivati alla woke culture, e si arriva al postmoderno, quando, sintetizzo, poi Matteo Fais spiega meglio di me, si arriva al
lui cita anche Foucault in questo, si arriva alla mancata, all'assenza di valori, chiamiamoli, di valori condivisi, addirittura con la woke culture di regole condivise. Allora, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, ciao, sono Marco. Buongiorno. Ciao. Ciao, senti, io condivido tutto quello che tu dici e volevo rappresentare in modo ancora più plastico il fallimento dell'Europa. L'abbiamo visto, per esempio, se noi lo paragoniamo rispetto alla macchina da guerra che è l'amministrazione tanto Biden quanto Trump, poco importa, rispetto alla crisi del Covid. Mentre l'America stanziava 200 miliardi di dollari con un regolamento di 5 pagine e li metteva a disposizione delle imprese facendo fior di controlli e non c'è stata un solo caso di truffa, va bene? Perché altrimenti finivi con una pena di 30 anni in un carcere federale. L'Europa stanziava un terzo della cifra prevista dal presidente degli USA, va bene, con, udite udite, qualche cosa come 15.000 pagine di regolamento. E da noi sappiamo poi quello che è successo, tanto per lo scandalo vaccinazioni, quanto per esempio per lo scandalo somministrazione delle mascherine, con 400 milioni di euro dei nostri soldi buttati nel cesso per acquistare delle mascherine che non erano a norma, ma il tutto era stato fatto dal protegé di conti, tale Arcuri, e tutti ci si ricorda di chi era questo personaggio, tra l'altro calabrese, e vabbè, lasciamo stare. Ecco, comunque questo per dire del fallimento. Dopodiché io non posso fare altro che notare un altro dato, cioè mentre la Commissione UE ha perso 6 mesi di tempo solo per nominare Fitto, che evidentemente deve essere un genio, o comunque deve servirci per garantirci rispetto a centinaia di milioni di euro di cui non si vede l'utilità se non per i soliti noti, cioè per gli imprenditori che stanno lautamente finanziando alcuni partiti. E mi fermo qui, va bene, e mi fermo qui perché la ricaduta nel nostro paese nessuno l'avverte. Ecco, 6 mesi di tempo per nominare Fitto e altri personaggi di questo genere, rappresentanti della commissione che nessuno vota, questi travè di cui nessuno sa nulla, perché io parlavo con un amico francese che mi diceva ma chi cazzo è sto Fitto, va bene? 6 mesi di tempo per questa cosa e dall'altra parte 100 ordini del giorno firmati dall'amministrazione Trump in meno di un giorno. Questo è il fallimento dell'Europa. Ciao caro. Grazie Marco. Mi fa venire in mente un bel po' di anni fa. Lessi sul Foglio un bellissimo articolo sulla burocrazia e riuscii a rintracciare l'autore e a intervistarlo. In sostanza spiegava, poi lui disse che era anche c'era un po' una provocazione in quello che diceva, ma il principio era corretto e credo che Marco concordi, penso di seguirlo a ruota. Lui spiegava che lui parlava dell'Italia in quel caso, il 50% della burocrazia italiana è autoreferenziale, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che il 50% della burocrazia italiana era lì solo per lavorare per l'altro 50% della burocrazia italiana. Quindi vuol dire che la burocrazia italiana era sostanzialmente, ma questo lo vediamo negli esiti, uno spreco. E poi che si possa aspettare 6 mesi per la nomina di un presidente di commissione come nulla fosse, ma poi anche mi viene in mente che io non entro nel merito, c'è anche c'è anche del giusto quando i giornalisti si lamentano perché Giorgia Meloni si sottrae alle interviste, no? Appare solo con dei video, dei filmati e si sottrae al confronto, per meglio dire. Però
i commissari europei non sapevo neanche che faccia abbiano, neanche sui giornali se ne parla praticamente, ma nessuno si lamenta. I commissari europei che poi, vabbè, dai, adesso qua veramente si fa demagogia sul serio, cioè perché dopo mi tocca dire i commissari europei, quelli che decidono di rifilarci la farina di Grillo, non quello dei 5 Stelle, ovviamente, che decidono soprattutto avevano stabilito di fissare, era inizialmente mi sembra addirittura il 2030 la fine della produzione delle auto, diciamo a combustione, insomma, c'è 4 termini che mi ricordo. Ecco, queste persone non c'è nessuno che vada, almeno non risulta, no? Che se ne parli sui giornali, che li vediamo in sì, Timmermans perché sembrava un po' vagamente Babbo Natale, forse ce lo ricordiamo, ma non c'è quel rapporto di democrazia diretta. Io mi ricordo che quando si parlava di girava nel sito di una trasmissione, un pezzo, un brano, uno stralcio di una intervista di una trasmissione televisiva statunitense, dove un giornalista domandava a un esponente del governo, credo fosse il governo Biden, proprio il governo, sì, senz'altro il governo Biden, quanto venisse a costare complessivamente diciamo, la transizione verde. E questo non lo sapeva, cominciò a svicolare, come si dice in italiano, e insomma questo l'ha incalzato, questo giornalista lo ha incalzato. Ma allora lei, nemmeno lei sa quanto ci verrà a costare? È lei che lo decide, non insomma, davanti al pubblico, bene o male, ecco il famoso Quinto Potere, il famoso film di cui ogni tanto, ma no, spesso faceva parte della sigla di, de- del, di una delle trasmissioni all'interno del Punto Politico. Va bene, andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Trump, Mosca, le carte in regola nei colloqui di pace. Parigi, Zelensky è un eroe. Il presidente statunitense, Mosca ha conquistato molto territorio, vuole la fine della guerra. Cremlino, Zelensky dice cose inaccettabili su Trump. Unione Europea, Zelensky eletto legittimamente, Russia non è democrazia. Sanchez lunedì a Kiev. Però più di qualcuno ha scritto che ha rinviato, oltre ad aver fatto fuori tutti i partiti dell'opposizione, ha rinviato, tra l'altro non è che ha rinviato le elezioni, per carità, in un paese che è alle prese bene o male con un'invasione, anche se a certi non piace questo tipo di frasario, diciamo c'è un conflitto all'interno dei propri confini e magari uno può anche capire che le elezioni vengano dopo, però mi sembra che questa definizione di eletto legittimamente ne possiamo parlare. C'è Sveva, come stai oggi Sveva? È un po', vedo le gote arrossate, quindi c'è sempre questi malanni che mai che prendano quelli che dico io. Ma perché se si potesse la guerra batteriologica si potesse indirizzare, si potesse farla avere a chi dico io, che bello sarebbe, che bello. Ma invece questo è impossibile, perché se uno potesse ciò sarebbe praticamente un dio, e ringraziamo a non essere noi coloro che vengono colpiti da questi germi. È già tanto, è già un successone. È un successo che io sia puntuale. Ore 13, prima pausa, e Simone Sveva aveva messo Margherita. Penso che possa andare bene a tutti.
Margherita, chi era Margherita? Lo sapeva? Chi lo sa? A me è venuto in mente questo, quando ho svolto il servizio militare, mio malgrado e controvoglia, anche se è stato un anno bellissimo poi, c'era un commilitone, qualche mese più anziano di corso, milanese mi ricordo, in quel periodo ero tornato, in Friuli dopo aver girato l'Italia, nelle caserme Taranto, Bari, Gio del Colle, Montichiari, e lui quando rientrava dalla licenza ci raccontava della sua amorosa, della sua ragazza, ci faceva vedere anche delle foto e lui raccontava: abbiamo fatto questo, siamo andati", ma niente di piccante, no, no, innamoratissimo, e continuava a parlarcene. Qualche mese dopo, e cosa vera questa, è arrivato, dic ogni mese c'erano i corsi nuovi. È arrivato un altro, milanese che lo conosceva, che era nello stesso quartiere, e ci spiegò che non cioè la ragazza esisteva, ma non era la sua fidanzata di questa persona, quindi era un amore immaginario, e forse Margherita anche Margherita è un amore immaginario o immaginato, per meglio dire. Allora, sempre oltre sempre che giorno è, scusate, in simultanea con voi 13:06. Prima di partire con i genetriaci mi sono dimenticato di, ricordarvi la terza intervista, non in ordine in scaletta né di importanza, Stefania Pucciarelli per Qui Parlamento. Senatrice in Commissione Difesa, parleremo con lei di una sua risoluzione per il riconoscimento dello Stato di Israele e dello Stato della Palestina, una ferita aperta a maggio saranno 77 anni, e quindi entriamo in questo delicatissimo ambito. E poi anche il complicato percorso di pace tra Armenia e Azerbaigian, un un conflitto che si è aperto addirittura nel 1988, quindi anche qui una un lungo periodo di tempo di guerre, poi armistizi, accordi, tregue, poi di nuovo per l'enclave armena del Nagorno-Karabakh. C'era stato un'ultima tregua firmata nel 2020, sembrava quella giusta, non è andato così, però lo scorso anno il premier armeno Pashinyan ha inviato forti segnali di pace, e soprattutto adesso diciamo che c'è questo tipo di situazione. Gli azeri sono tra i principali fornitori, soprattutto dopo la crisi ucraina, sono tra i principali fornitori dell'Unione Europea, e l'Armenia invece vuole sottrarsi all'influenza russa, perché Azerbaigian e Armenia erano repubbliche sovietiche, ecco, quindi erano già scoppiati questi conflitti prima del crollo dell'impero sovietico, però adesso che sono repubbliche a sé stanti, continuano ad avere questo tipo di situazione. Ma adesso appunto l'Armenia vuole sottrarsi a questa influenza, e quindi ci sono, come dire, delle condizioni, ci sono delle convenienze, ci sono delle spinte per risolvere questo tipo di situazione. Tra l'altro, allora, l'Azerbaigian riceve sostegni dalla Turchia, da Israele, dal Pakistan, anche da alcuni stati europei, tra cui l'Italia, mentre l'Armenia riceve aiuti principalmente da Francia e India, ma anche ottimi rapporti con l'Italia, quindi conviene un po' a tutti. Allora, prima di iniziare i genetriaci, andiamo a leggere qualche messaggio. Allora, ma dunque, non vedo il nome, comunque noi abbiamo addirittura pagato per entrare in Europa, c'hanno rovinato. Sì. Ricordiamolo. E poi no, Luca, no, Luca,
Allora, no, no. Luca, sapete, io sono al servizio di Luca che ci propone ogni giorno, addirittura spesso e volentieri, nomi che io non conosco, ma poi si rivelano davvero molto interessanti. Quindi Luca è un po' il mio Virgilio nel panorama musicale, perché ha una conoscenza anche sorprendente. Credo, non ci conosciamo io e Luca, ma vedo i riferimenti che manda via WhatsApp, anche quelli che non leggo, magari non leggo, non riesco a leggere. È davvero sorprendente la sua conoscenza enciclopedica e anche critica del panorama musicale, soprattutto quello che è inerente al punk, post-punk, anni '80. Luca, però ti dico, loro io non li condivido con nessuno. Loro è certo che mi fai felice, lo so, però ma sai cosa faccio? Me l'ascolto a casa. Perché loro mi dispiace, ma con te potrei condividerli, ma ci sono altri che ci ascoltano e quindi non posso condividerli. Li condivido solo in privato con pochi selezionati e carissimi amici. E devo dire che non siamo in tanti, che non conosco tante persone che amano chi sei tu. Allora, Luca, scegli se vuoi, lo sai che io ti assecondo sempre, invia qualche altra indicazione. Allora, Stefano Del Brembo, che ha apprezzato Margherita, che poi c'era anche, segnala anche un brano di Elvis Presley. Lui ha chiamato, Stefano ha chiamato Elvis il figlio, mi sembra, un brano di Elvis nell'idolo di Acapulco. Grazie, e vediamo un po'. Allora, andiamo con i genetriaci veri e propri, perché mi sto attardando a trovarli. Ecco qua. Oggi è il secondo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano. Per tutti è un giovedì. Mamma mia, che brivido. Per un attimo ho pensato fossimo mercoledì. Oggi è giovedì, domani è venerdì e dopodomani è sabato. Allora, secondo giorno di ventoso, giovedì, Zoibe, 20 di febbraio, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Il Drake, Enzo Ferrari, da Modena. Io sono uno che ha sognato di essere Enzo Ferrari. In una biografia non agiografica sono stati pubblicati alcuni stralci, ma in Italia si rischia l'impopolarità. Emerge un Enzo Ferrari tutt'altro che, come dire, santo, molto brutale, molto aggressivo, molto sessista. Si vantava, riportano testimonianze che si vantava di aver posseduto centinaia, forse migliaia di donne, eccetera. Diciamo che oggi la cultura woke farebbe sì che non si dovrebbero più vendere le auto Ferrari. L'ho letto su fonti pubbliche, cioè giornali pubblicati, e nessuno ha mai smentito. Però giù il cappello davanti alle sue auto, anche se l'ha prese la Fiat, purtroppo. Mi ricordo la prima volta ero in piazza Maniago e c'era questa Ferrari parcheggiata, poi a un certo punto insomma, il possessore di questo gioiello, perché la Ferrari è come avere un gioiello, come vedere un gioiello, l'ha messa in moto, ha vibrato tutta la piazza, spettacolo, spettacolo. Gloria Vanderbilt, per essere felici, ha detto, bisogna trovare la propria solitudine. È vero, io sottoscrivo, condivido, lo so di persona, per essere felici bisogna trovare la propria solitudine. Il problema è che certuni invece, se trovano la propria solitudine, sprofondano nell'inferno, ed è per quello che hanno bisogno di fare come i cani che vanno a annusare sotto la coda di tutti i loro simili,
perché se si trovano soli con se stessi sono desolati, sono rovinati, cioè, è inutile nascondercelo, ci sono persone che per aridità, per idiozia, per come sono fatte male loro con queste persone, che se si ritrovano da sole con se stesse, finiscono con il vedere quello che sono nella loro miseria umana, nella loro povertà mentale, nella loro disperazione, anche nella loro malvagità, e si spaventano e si terrorizzano, quindi preferiscono avere sempre continuamente compagnia. Sono i più pesanti da sopportare. Poi abbiamo Robert Altman, grandissimo regista, MASH. Devo vederlo ancora però il film. Ho preso il DVD, me lo devo vedere. C'era anche la serie televisiva con Alan Alda. Mi ha colpito America Oggi, Nashville, insomma, tra l'altro non credo abbia mai vinto un Oscar, 7 nomination, 0 Oscar, uno dei più grandi registi del secolo scorso, succede anche Kubrick, quindi non c'è niente di male. Mi colpì quando in un'intervista di tanti anni fa, lui è morto comunque nel 2006, spiegava com'è il suo modo di lavoro, di pensare, eccetera. Poi ci fu una frase fulminante: tu vai avanti, poi a un certo punto arriva il momento in cui ti guardi allo specchio e vedi un vecchio. Sidney Poitier è un grande attore, 3 nomination, un Oscar, è stato il primo attore afroamericano a vincere un Oscar. Indovina chi viene a cena, poi c'era anche, mi sembra fosse Le catene di fango o La parete di fango, con Tony Curtis, bellissimo film. Noi tutti soffriamo la preoccupazione che esista nella persona amata la perfezione. Giorgio Guidi. Chi è Giorgio Guidi? È Johnny Dorelli, che venne a vivere, credo, da queste parti a Meda. Il padre si chiamava Nino D'Aurelio, no scusate, il padre si chiamava Nino Guidi, ma negli Stati Uniti, dove spesso si recava per tournée, perché era un cantante, scelse lo pseudonimo di Nino D'Aurelio. In inglese D'Aurelio diventa Dorelio, e alla fine ecco da cosa nasce Dorelli, Johnny Dorelli. Lo swing è un mondo a parte che vivrà per sempre. Riccardo Cocciante, avete sentito Margherita, la bellezza si vede quando c'è qualcosa dietro l'anima. Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo, meraviglioso trio comico, e ancora adesso, anzi, nella penuria, nella scarsità che c'è nella comicità di questi anni, vedo che ci sono TV che continuano a mandare vecchi spezzoni loro, che continuano i loro spettacoli. Io credo di non essere l'unico che magari ogni tanto su YouTube va a fa il celeberrimo sketch di Pizzo Calabro, fantastico. E poi andiamo avanti con una bellezza anni '80, davvero una bellezza che rimane impressa nella memoria, Cindy Crawford, che ha detto: "Nemmeno io quando mi sveglio ho l'aspetto di Cindy Crawford". Hai capito? Poi "Gli umani sono stupidi", è una frase di Kurt Cobain e probabilmente, non a caso è uno degli artisti, dei musicisti che sottoscritto ama di più. E poi un'attrice, che, ehm, poco conosciuta, ma molto conosciuta, ma non famosissima, secondo me molto brava, me la ricordo in The Addiction, Lily Taylor. E poi, un grande è entrato nella storia di diversi club, anche dell'Inter, con la quale la bene amata, con la quale ha vinto 1 scudetto sicuro, e anche quello di cartone, 2 credo. Ehm,
e poi nella Lazio, con la quale ha vinto lo scudetto, ma ha giocato anche nella Roma, pensate, nella Sampdoria, è stato allenatore del Milan, è stato allenatore della Fiorentina, è stato allenatore della Sampdoria, è stato allenatore del Torino, amatissimo da tutti, è stato l'unico calciatore a segnare 3 gol su punizione nella stessa partita, sto parlando ovviamente dell'immenso Sinisa Mihajlovic, e infine poi Rihanna, che come dicevo prima. C'è una telefonata e dopo c'è una telefonata intanto. Pronto? Buongiorno signor Pellegrini, immancabilmente la sottoscritta. Senta, per oggi non voglio parlare di politica, di un viaggio Benissimo. per chi vuole fare alla domenica fuori porta, cioè sul fiume Adda, non so se l'hai già visto, il traghetto di Leonardo. Mai sentito Non dal nominare? vivo, non l'ho visto dal vivo e mi manca, E invece deve andarlo a vedere, perché adesso io le spiego qualcosa. Perché, signor Pellegrini, dopo un anno, e anche gli ascoltatori naturalmente, chi lo volesse andare a vedere non vale la pena. Allora, perché dopo un anno di fermo, il traghetto sempre di Leonardo da Vinci è tornato a navigare tra le sponde del fiume Adda. Siamo in Bersago, cioè è un piccolo comune immerso nelle prealpi lombarde. Secondo la tradizione, signor Pellegrini, l'imbarcazione trainata dalla sola forza delle correnti fu ideata dal geniale scienziato tra il 1506 e il 1507. Il disegno originale, datato 1513, è incluso nel codice Windsor, conservato nell'omonimo castello in Inghilterra. Per secoli il traghetto è stato un importantissimo mezzo di trasporto fluviale per merci e passeggeri, mi sembra, tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Quello attuale, varato nel 1994, è di proprietà del comune di Imbersago. È possibile solo visitarlo oppure attraversare in pochi minuti il fiume Adda, un ambiente naturale secondo me di grande bellezza. Allora, se qualcuno gli interessa o per informazione, ci sono 3 www.parcoaddanord.it. Non vale la pena di visitarlo, è molto bello. Tutto qua. La saluto e buona giornata, signor Pellegrini. Grazie signora Lisetta, sono ufficialmente no, ma sono un sostenitore, sono una pro loco di tutte le bellezze che ci sono in Lombardia, perché da immigrato ho avuto modo proprio di scoprire una Lombardia che non ti immagini, no? Da, per noi terroni del nord, Veneto, Friuli, quelli, io per fortuna non sono immigrato con la valigia di cartone, ma 50, 60, 70 anni fa era così. In ogni caso che tu da immigrato arrivi a Milano in Lombardia, diciamo più avvantaggiato o meno avvantaggiato, la Lombardia ha una visione di una terra prospera, rigogliosa, produttrice, dove hai le occasioni, dove hai l'opportunità. Tutto vero, tutto vero. Ma poi scopri che è anche molto bella, perché ci sono delle regioni, giustamente l'Umbria per esempio, viene celebrata per la sua bellezza. Io non sto dicendo che la Lombardia sia più bella dell'Umbria, sto dicendo che scopri in Lombardia delle aree, delle zone che sono particolarmente belle. La zona dell'Adda è bellissima, ha ragione la signora, in pieno, concordo in pieno. Poi c'è anche il traghetto, poi Milano stessa e poi a me piace molto la parte meridionale della Lombardia, Cremona, Pavia, Mantova, un gioiello, ma Bergamo è una bellezza. A Lodi c'è la piazza, non mi ricordo se a Vigevano, no, a Vigevano se non sbaglio c'è la piazza, la seconda piazza più grande d'Italia. Insomma, è una miniera di bellezza la Lombardia. Allora, facciamo 2 minuti di, visto che adesso sono stato poetico, andiamo giù violenti con un buon un buon Nirvana di tanti anni fa e poi riprendiamo per chiudere il Che giorno hai con i sondaggetti.
Andiamo avanti con l'ultimo minuto svizzero, Aldo, Giovanni e Giacomo, cioè leggendario Augenthaler, il cane Augenthaler, geniali. Allora, qui siamo con un sondaggio sulle aziende tech realizzato da Rolling Stone, committente Rolling Stone, credo sia la rubrica. Allora, giudizio su Amazon, opinione negativa 31, 27, 16. Allora, no, scusate, andiamo con ordine. Abbiamo molto positiva, vediamo il dato più rilevante. Abbastanza positiva, 42% per Amazon. Opinione abbastanza positiva, 37% per Apple, 41% per Meta, 24% invece TikTok e un'opinione negativa. Sto parlando dei massimali ovviamente. 28% molto negativa per X, quella di Elon Musk, 42% negativa per Snapchat, io non so neanche cosa sia, e 60% per Starlink. Quindi diciamo sono più popolari i marchi, diciamo, scusate, le aziende high tech di quelle care alla sinistra, anche se poi i boss di Amazon e di Facebook, avete visto che sono andati a baciare la scarpa a, a Trump il 20 gennaio, nel giorno dell'insediamento. 1 milione ha portato, 1 milione, l'ha portato, l'ha messo, tieni 1 milione. Va bene. Comunque ecco, Bezos, Zuckerberg, cari signori, sappiate che io uso i vostri strumenti, quindi vi invito quando volete, siete invitati, venite quando volete, anche meno di 1 milione, anche 100.000 euro vanno benissimo, mi accontento che di 10.000, se sono 100.000 mi andrebbe bene perché così mi metto a posto. Pausa, intervallo, tra poco con il primo ospite parleremo di Europa con Corrado Cone.
Va ora in onda Oltre la pagina. E arriva Oltre la pagina, che apre con Corrado Ocone, che anche oggi tra l'altro ha pubblicato un articolo sull'Europa, sul dogmatismo europeo. E è stato un po' l'argomento, è un po' la stella polare eh, anche di molti articoli che legge gli accadimenti di Bruxelles con il prisma del pensiero liberale, non ultimo quello di Benedetto Croce. E credo che Corrado Cone è in collegamento via Skype, lo saluto e lo ringrazio. Bentornato ai nostri microfoni, dottor Ocone. Dunque, io introducendo questa intervista ho fatto un preambolo, avevo fatto un preambolo, cioè questa Europa che nasce alla fine degli anni 90 sull'euro, intendo dire, nasce comunque su dei riferimenti che sono anche pragmatici, più pragmatico di una moneta, per noi sbagliata, sbagliati questi riferimenti, gli effetti li abbiamo subiti, ma diciamo un'Europa che ti diceva, ti indicava bene o male un percorso concreto. Poi dopo il patto di stabilità, debito pubblico, soldi, numeri. Poi a un certo punto l'Europa dopo la crisi dei subprime e mentre andavamo incontro al Covid, al conflitto in Ucraina, alla crisi energetica, all'inflazione, ha cominciato a parlare quasi solo di Green Deal, New Green Deal, di auto verde, di auto elettrica, di farina di grillo, di Nutri-Score, di inclusività, di simboli cristiani vietati, e quindi di tutto fuorché di quello che interessa principalmente le persone. E anche per questo, rifacendomi anche un suo articolo di qualche tempo fa, le parole di Vance sono state particolarmente presenti, hanno suscitato una reazione molto forte, anche se poi sinceramente vedendo adesso proprio anche in termini proprio figurativi, si può dire, rappresentativi, iconici, le foto che arrivano dalla riunione dei sette per il problema ucraino, sono foto che segnano una debolezza infinita, quasi quasi, viene da dire, sperando di no, per carità. Allora a lei la parola, lo stato di salute di questa Europa, ed eventuali vie d'uscita. Prego.
Ma questo è un modo, mi perdoni, dottor Ocone, è anche un modo che fa emergere, io non so, può darsi anche che Trump l'abbia fatto apposta, per far emergere l'ipocrisia e quindi la debolezza del sistema europeo, perché persino uno come me, che ho sempre detto, io non amo Putin, non chiama Putin, vado in Russia, non vedo tanti che lo fanno, però da tempo sono anche uno che dice, e insieme a tanti, che se Zelensky volesse veramente proteggere il popolo ucraino, fin da subito avrebbe aperto a delle trattative di pace. Invece no, niente affatto. Quindi devo dire la verità che quello che ha detto Trump su Zelensky, molti lo pensavano e non vuol dire che avessimo ragione, però sicuramente chi si permetteva di pensarlo, questa Europa lo cacciavano. Ancora adesso gli articoli su Repubblica e sulla Stampa, se tu non dici che Putin è un criminale assassino schifoso e Zelensky un eroe, vieni messo al bando, non vieni considerato. Se un politico si permette di fare un'obiezione, quello lì non vale niente, eccetera. Però adesso questa ipocrisia, ecco, il merito di Trump è anche quello di fare emergere questa ipocrisia, ma questa debolezza che sbocco ha? Cioè l'Europa non credo abbia la forza per azzerarsi e ricominciare da capo. Se si sgretola rimangono i singoli stati che potrebbero essere anche in balia di grandi potenze come la Cina, la stessa Russia e gli Stati Uniti. E non vedo leader che possano pensare a un'Europa, a quello che è l'Europa veramente, che non è Bruxelles ma è qualcos'altro.
Un'ultima domanda, dottor Ocone, abbiamo giusto un minuto. Una svolta a destra che sembra alle porte, in Germania, in Francia, in Italia tutto sommato, anche se una destra conservatrice non è come brutta come la si dipinge sicuramente, anzi il contrario. Ma una svolta a destra può favorire il rapporto con Trump da parte dell'Europa, può aprire dei tavoli di intesa che, come dire, evitino perché adesso c'è una frattura profondissima tra l'Europa e gli Stati Uniti, adesso c'è proprio nei fatti. Prego. Ecco, siamo arrivati allora in chiusura. Anch'io faccio parte di quelli che lo hanno, come lei, non ha criticato e addirittura mi son permesso al volo, le chiedo una battuta, perché io ho visto in Vance il John Fitzgerald Kennedy repubblicano. No, io parlavo, mi fermavo all'immagine, la potenza che ha Vance, la capacità di essere convincente anche alla prima occhiata. Poi, ripeto, è un'impressione personalissima la mia. Mi interessava al volo se lei condivide o meno, insomma. No, no, Vance, dicevo Vance. Perfetto. Allora abbiamo chiuso, segnalo anche oggi l'articolo su Libero di Corrado Ocone che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Grazie ancora e a presto, dottor Ocone.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A febbraio... Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna. Daniel! Piccolo Darcy, che si dice? Per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Dopo Perfetti Sconosciuti, la nuova commedia di Paolo Genovese. Ti ha fatto strano l'invito a casa? No. Mi piace il nido. Sono molti, sia ricchi affollano la mente. Tito nido. Ma il nido, no, dai! Follemente. Vogliamo sdraiarci a tavola? Per me è un grande sì. Controllati, era ironica. Dal 20 febbraio al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler. Nella tana dei lupi 2. Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. Cara zia Lucy, stiamo venendo a trovarti! Una vacanza di famiglia in Perù! Nessuna vacanza di famiglia! Non abbiamo idea di dove sia. È mai stata così avventurosa! Devo trovarla. Offende che sopravviverete. Sarà divertente! Vedrete da dove vengo. Con la voce di Francesco Mandelli. Paddington in Perù, dal 20 febbraio al cinema. Eccoci di nuovo in diretta, oltre la pagina Radio Libertà, e andiamo subito con la sigla di Qui Parlamento e poi con la nostra ospite, la senatrice Pucciarelli. Qui Parlamento. Allora, fatemi dare il benvenuto e grazie per la sua presenza alla senatrice Stefania Pucciarelli della Commissione Difesa Palazzo Madama. Con lei parleremo di 2 argomenti davvero importanti: il riconoscimento dello Stato di Israele, dello Stato della Palestina, e la pace tra Armenia e Azerbaigian. Benvenuta senatrice, grazie per essere qui con noi. Grazie e un saluto alle persone che ci stanno ascoltando. Allora, lei si è fatta autrice di una risoluzione riguardo il riconoscimento dello Stato di Israele e della Palestina. Sono 77 anni che questa ferita rimane aperta e forse anche per questo però sarebbe arrivato il momento di riuscire in qualche modo ad arrivare, se non a una pace stabile, perlomeno cominciamo dalla pace. Come stanno le cose, senatrice? Prego. Allora io di per sé non sono stata tra i firmatari della mozione, bensì il collega Dreosto che ha firmato. La mozione era firmata da diversi esponenti dei vari gruppi, compreso la Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi. Di per sé, rispetto a quello che è stato il testo depositato, c'è stata una modifica nelle premesse perché comunque in sede di votazione, nel corso della discussione generale, è venuto fuori che comunque le premesse nel vecchio testo avevano alcune criticità che, anziché andare verso quello che era l'obiettivo di conciliazione rispetto a quello che è un conflitto che oramai va avanti da tempo, di per sé potevano si potevano inserire delle incomprensioni. Quindi c'è stato un lavoro certosino effettuato anche grazie alla collaborazione sia dei sottoscrittori della mozione, ma anche grazie alla collaborazione del governo per arrivare a un testo condiviso che ieri comunque ha visto il voto unanime nell'ambito della votazione in Senato. E quello che è il contenuto del testo di fatto va un po' di pari passo a quello che sta facendo oggi l'Italia. L'Italia oggi si sta proponendo come possibile fonte per il dialogo in diverse situazioni, e anche su questo in modo particolare. Quindi l'impegno contenuto nella mozione era proprio quello per
perché si potesse promuovere azioni diplomatiche al fine proprio di agevolare e di supportare attivamente questo processo di pace e il superamento di quelle che sono le controversie territoriali, commerciali ed economiche tra l'Armenia e l'Azerbaigian. L'impegno anche a rafforzare l'impegno italiano nel sollecitare i due paesi ad abbandonare il ricorso all'uso della forza per tornare a quello che è un confronto diplomatico, pacifico, costruttivo, che possa porre al centro della propria azione quello che è l'interesse delle popolazioni. L'impegno anche a sostenere concretamente il dialogo tra i due paesi fungendo da mediatori, e quello che poi è una parte che può interessare anche a quello che è il nostro sistema paese è quello di adottare iniziative economiche proprio per realizzare una più intensa collaborazione economica con l'Armenia e l'Azerbaigian, proprio in virtù di quello che può essere una normalizzazione dei rapporti e quindi andare anche nel senso proprio anche di sviluppo economico. Quindi gli impegni sono questi. Di fatto poi è un po' il ruolo che l'Italia sta avendo proprio in questa partita e oggi viene nuovamente rinforzato da quello che è l'impegno di questa risoluzione che è stata ieri approvata con il voto di tutta l'Aula parlamentare. Ecco, allora, le chiedo solo, prima di lasciare i suoi impegni, un'ultima domanda riguardo Palestina e Israele. Sappiamo, e non sarà semplice. Da quello che ho capito invece, Armenia e Azerbaigian, mi sembra si stia realizzando una convergenza, perché l'Azerbaigian è diventato uno dei principali fornitori dell'Unione dei 27 dopo la crisi in Ucraina e la crisi energetica. L'Armenia vuole sottrarsi sempre di più all'influenza russa, quindi volevo capire da lei, senatrice, se anche gli agenti esterni a questo punto hanno più interesse a una situazione di pace, non più solo di tregua, ma di pace tra queste due realtà. Ma no, gli interessi sono talmente alti che ho paura che gli interessi esterni siano ancora alti, proprio per continuare a creare instabilità. Per quanto riguarda invece, lei faceva riferimento alla risoluzione per riconoscere lo Stato di Israele presentato dal Movimento 5 Stelle, ecco, in quel contesto non si è riuscito ad arrivare a quello che è l'approvazione di un testo unanime, perché non vi è stata la disponibilità da parte del gruppo dei 5 Stelle a poter lavorare su un testo che potesse arrivare a una condivisione da parte un po' di tutti i gruppi. Di per sé loro erano spinti solamente da una strumentalizzazione, non con l'obiettivo poi di arrivare a un documento che potesse rafforzare in qualche modo anche la posizione italiana. Noi oggi di fatto qual è la preoccupazione nel riconoscimento allo stato attuale alle condizioni attuali dello Stato di Palestina, perché oggi Palestina significa Hamas, e fin quando ci sarà Hamas diventa difficile poter agire in qualche modo. Quindi occorre che oggi vadano avanti altri percorsi che possono essere anche in quel contesto delle azioni diplomatiche per far cessare quello che attualmente è in atto. Deve uscire di scena Hamas e allora a quel punto si potrà ragionare su dei percorsi che possono partire da quelle che erano già le basi gettate dagli accordi di Abramo, che ricordiamoci erano accordi portati avanti dall'allora presidente Trump. Quindi da quel punto di vista lì non è stato possibile arrivare ad un testo condiviso, perché i 5 Stelle di fatto hanno solamente presentato un documento strumentalmente, senza voler realmente arrivare a un qualche cosa che potesse avere degli effetti concreti. Benissimo, siamo quindi alle conclusioni, possiamo salutare Stefania Pucciarelli, grazie ancora, risentirci a presto. A presto, grazie, buon lavoro. E andiamo avanti, vediamo se ci sono, sì, ok, ci sono dei messaggi che ci sono arrivati. Allora, Luca ci porta un gruppo norreno, quindi norvegese, dai Vardruna la canzone Helvengen.
è un canto dei morti che indica il percorso che si segue nel proseguio. Sai che per noi certi la morte è un percorso di crescita che conduce all'aldilà. Spero che questa ti piaccia, ad ascoltare in completo relax al buio e su quel volume. Tra l'altro appunto ha indicato anche lo Spotify, quindi sì, il link Spotify, quindi al limite proprio sicuramente sarai accontentato, vedo, di lasciare lo spazio più opportuno possibile. Ti ringrazio ancora, Luca. Poi vediamo un po'. Questo cos'è? È un pesco questo? O un ciliegio? No, ciliegio è troppo poco. Comunque è una bella foto di un albero con una fioritura di fiori bianco-rosa. Non sono, amo la natura, ma non sono un botanico. È un ciliegio, allora sì. Ah sì, questo ha un tronco grosso, Sì, è un ciliegio, sì. Ce l'avevo anch'io a Pordenone. Beh, è bellissimo. Chissà se adesso lo fate. Siccome gli ascoltatori boomers, cioè della mia età, sono tanti, la maggior parte credo, penso che allora Sveva, metti in condivisione la foto perché non ci sono segni di riconoscimento che possano far risalire, quindi la privacy è mantenuta. Allora, questo non è quello che ho in testa io, perché deve essere un ciliegio giovane ancora, ma sono sicuro, soprattutto quelli che come me hanno vissuto in provincia, da ragazzi salire sui ciliegio e scofanarsi un sacco di ciliegie. Il Saresar o il Saresar più friulano, Saresar più veneto. E andavi, era più bello se andavi in un ciliegio di magari che fosse in un giardino privato, scavalcavi, stavi attento che non ci fosse il cane, salivi su, di solito le ore, essendo ragazzini, era quella del primo pomeriggio, quando magari chi abitava in quella casa o era a fare la pennichella o era a lavorare. Non è una cosa da farsi, non è perché comunque ci sono dei reati praticamente entrare nei giardini, ma io sto parlando di 50 anni fa, quindi sto parlando di tempi antichi, e devo dire che certe volte ti vedevano e vedevano i fioi, i boci, i fantasins, e chiudevano un occhio, lasciavano che ti mangiassi le ciliegie, insomma, anche perché per fortuna i miei non erano i tempi della fame, quindi non è che mangiando una scorpacciata di ciliegie danneggiasse chissà che. C'era l'emozione dell'arrampicata, poi il gusto, il piacere, anche perché come ricordo io erano comunque adesso qui, se la foto di oggi, e chiaramente siamo a febbraio, sto parlando di maggio, giugno, quindi con un fogliame molto più folto che ti permetteva anche di nasconderti. Sto dando informazioni di reato, non si può. Allora, vediamo, ce n'era un altro di messaggio che adesso vado a leggere. Allora, Antonio da Fagnano Olona, ed è vero quello che dici tu, sottolinea la mitica. Noi per esempio nel Varesotto sotto le Prealpi abbiamo potenzialità infinite, castelli, antichi manieri, conventi e bellezze naturali, ma purtroppo noi lombardi siamo tenuti come asini da soma e noi stessi non sappiamo nemmeno dell'esistenza di queste cose. Andiamo in posti squalidi come villaggi al limite della decenza, tipo Africa. In Africa non sono mai stato, adesso non lo so, però so che c'è il vizio che hanno, però questo nome è Antonio. Il vizio che ho riscontrato, ma glielo dico anche, soprattutto i milanesi qui, no? Che voi per andare in vacanza dovete, se non sono 1000 chilometri non è una vacanza, ma guardate che a 30, 40, 50 chilometri ci sono posti fantastici. Concordo. Adesso fammi pensare, il Monte Rosa in provincia di Varese? Non vorrei sbagliare, o in Piemonte. So che ci sono zone
il Lago Maggiore, quindi tra Varese e il Verbano, anche lì posti veramente fantastici. E allora abbiamo una telefonata. Pronto? Ciao Pierluigi, amico mio, mi hai fatto ricordare una cosa di quando ero bambino sulle ciliegie e io sono nato in montagna, ascolta, sono nato in montagna sulle montagne del Vulture e lì c'era la campagna dei miei nonni. Allora, sai, le bande dei bambini andavamo a rubare le ciliegie, ma le ciliegie ferrovie belle grosse, nere sull'albero, in un attimo come le cavallette lo spogliammo completamente. Quando ritornai a casa dai nonni, presi un sacco di mazzate. Dico, "Ma che ho fatto di male?" Dico, "Ma vuoi capire che quelli erano gli alberi del nonno?" Ero andato a rubare gli alberi di mio nonno. Quindi immagina un po' che sì. Comunque sono bei ricordi. Come erano saporite quelle ciliegie lì di una volta. Va bene, grazie, a risentirci per lui. Grazie Vito. Quelle belle nere erano, se andavi, perché bisognava anche indovinare il periodo giusto, perché se era troppo presto era ancora un po' aspre. Andavi prima che però marcissero, però c'era il rischio che fossero già sparite, ma se trovavi il momento giusto, belle, nere, mamma, che gusto, che meraviglia. Da noi poi c'era l'abitudine di metterle sotto spirito, sotto grappa, poi, e anche lì è una bella esperienza del palato. Allora, facciamo così, un brano dei Nirvana e poi andiamo a chiudere questa parte con il Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te. Alla Pellegrina, Mosca, Zelensky dice cose inaccettabili su Trump, Tajani, sosteniamo il governo legittimo di Kiev. E questa è l'apertura del Corriere, diamo qualche aggiornamento. Trump, Mosca, le carte in regola nei colloqui di pace, Parigi, Zelensky è un eroe, anche questo comunque l'avevamo letto prima. Missione UE a Kiev, sostegno a Zelensky, Cremlino, inaccettabili forze britanniche in Ucraina. E qui mi sa che c'è una bella gatta da pelare. Qui veramente da Chito non dovrei approfittare del microfono, mi viene da dire qui viene giù tutto. Non è detto che sia gradevole. Allora, vedremo. Noi qui comunque, come ha sempre fatto la nostra radio, cercherà di seguire, di portare opinioni, di seguire il più da vicino possibile, di portare le opinioni di analisti, di studiosi di geopolitica e altri, insomma, che ci aiutino a comprendere meglio cosa sta succedendo anche un po' dietro le apparenze. In Nirvana, visti i tempi duri, e poi segui la Lega.
E allora passiamo al vediamo un po' se ci sono no, allora passiamo a Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, o prima che la Lega segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Tante cose si possono fare su questo sito: firmare la petizione a sostegno delle forze dell'ordine, una firma che dà ancora più peso alle proposte leghiste contenute nel DDL sicurezza, il calendario della Lega delle feste della Lega da consultare, e poi la possibilità di iscrivervi. È molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, raccomando, ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce e ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, soldi dello Stato, soldi che ha lo Stato, noi però almeno possiamo dirgli dove spenderli, quindi non sono soldi nostri. Infatti è un'iniziativa che non ci costa, non ti costa nulla, assolutamente nulla. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, nel duo 2 per 1000 D43 per sostenere la Lega. Questo è un redazionale e quindi della Lega, e quindi con particolare felicità diamo questa indicazione. D di Domodossola, 4 come i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive di loro, i protagonisti, gli eroi della Lega, i suoi politici. Questa sera alle ore 23, alle 11, Piazza Pulita alla 7, Claudio Borghi nell'Arena. Andrea Barabotti sabato nel cuore della notte, per chi vi parla ora veramente antelucana, alle 6:30, Andrea Barabotti, Rai 3. Scusate, Rai 2, Rai 2, la trasmissione si chiama Rai 2, va in onda su Rai 2, dove è altro, sabato mattina alle 6:30 con Andrea Barabotti. Domenica, sempre un'ora presta antelucana, 7:30 del mattino su Rete 4 con Super Partes, ci sarà Domenico Furgiuele. E domenica però invece alle 10:30, sempre domenica, lo Stato dell'Unione su Rai News 24 con Isabella Tovaglieri. E infine lunedì 3 marzo alle 8:35, 24 mattino su Radio 24 con il responsabile economia della Lega Alberto Bagnai. E per seguire la Lega Sassufin.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci sempre in diretta, in simultanea quando sono scoccate le 14.37, Radio Libertà, oltre la pagina. Abbiamo in collegamento Skype Matteo Fais, direttore del detonatore.it. Facciamo esplodere la banalità. Bentornato ai nostri microfoni, Matteo. Buongiorno a tutti. Allora, riprendiamo un tuo articolo di qualche giorno fa, permettimi di introdurlo. Dunque, adesso che è arrivato Donald Trump, sembra che le posizioni woke stiano, come dire, ritraendosi. Però nel tuo articolo ho individuato dei pensieri molto interessanti, perché forse non ci siamo mai chiesti veramente, anche perché io parlo per me, per carità, ci si sentiva un po' assediati, no, dal pensiero politicamente corretto. Non ci siamo mai chiesti come è nato. E tu parti da un testo che so che ami moltissimo, come La condizione postmoderna di Lyotard, e diciamo spieghi come è nato, come siamo arrivati, ed è una condizione che, se ho capito quello che tu intendi dire, della quale difficilmente ci libereremo, perché potremmo avere il woke al contrario, perché un pensatore liberale non può essere contento se fra qualche anno ci sarà il pensiero, chiamiamolo unico trampiano. Ecco, esatto, non può andare bene a chi vuole pensare liberamente, solo perché questi qua della woke culture ci hanno veramente massacrato le gonadi. Se arriviamo dalla parte opposta, alla fine siamo sempre da capo. A te la parola, Matteo. Quello che consiglio a tutti gli ascoltatori è questo: chiedete a voi stessi in prima istanza una cosa: voi volete sentire la verità o volete sentire una tesi che confermi le vostre assunzioni già date, quelle che già sono vostre? E questo è il punto. La scienza, a mio modestissimo avviso, dovrebbe perseguire la verità, non essere ancorata alle oscillazioni di un potere politico che
di elezione in elezione può variare e può essere appunto una volta democratico, l'altra volta repubblicano, o se stiamo nella vecchia Europa di sinistra o di destra a seconda dei casi. E questo è il punto. Adesso stiamo assistendo a questa guerra senza quartiere da parte dell'America contro la woke culture, e quindi Donald Trump, uno dei primi provvedimenti che ha attuato è anche questo. Basta con tutte le parole e i termini afferenti all'ideologia, alla cosiddetta ideologia gender, nei testi scientifici che provengano dall'America. Qualcuno saluterà sicuramente la cosa come una grande conquista, finalmente la finiamo con tutte quelle baggianate, i 100 generi sessuali, generi confusi con orientamenti sessuali che sono un'altra cosa. I generi sono ovviamente due, gli orientamenti sessuali Dio solo sa quanti possono essere, persino io li ignoro. Ecco, però il punto invece è qui qual è? Se a seconda di chi è al potere, quindi i democratici o i repubblicani, la sinistra o la destra, la scienza viene piegata agli interessi politici, signori miei, noi dobbiamo cominciare ad avere paura, perché la grande narrazione, come avrebbe detto Jean-François Lyotard, della scienza, quella con cui essa è nata in origine, no? Pensava ad essa come a un'attività umana volta al progresso della condizione antropica, cioè al progresso della condizione umana. E solo che, sottolinea Lyotard, a un certo punto ci siamo resi conto di una cosa: la scienza, più che lavorare per il benessere dell'umanità, lavora come dire, in concorso con la politica e con gli interessi economici, quindi si piega ad essi e racconta esattamente ciò che questi vogliono sentirsi dire. Quindi, tanto per fare un esempio a noi molto tragicamente vicino, il virus del Covid esiste realmente o no? Secondo me esiste, per carità di Dio, sia ben chiaro. Esiste sì o no? Il Covid era una malattia per cui dovevamo fermare il mondo per tutto il tempo per cui l'abbiamo fermato o no? I vaccini erano qualcosa da, come dire, da imporre alla comunità manu militari, sì o no? La risposta è scienza, o la scienza dice qualcosa, dice quel che dice in merito perché è guidata da interessi di natura politica ed economica? È esattamente qui che la grande narrazione della scienza, quella che per secoli l'ha portata avanti, crolla. E in effetti è crollata. Noi l'abbiamo visto durante la pandemia, anche nello scontro che c'è stato fra, chiamiamoli più che Novax, Free Vax, c'erano anche i Novax per carità di Dio, fra Free Vax e invece coloro che volevano imporre il trattamento sanitario obbligatorio. Adesso ci ritroviamo in una situazione per cui la grande narrazione della scienza come volta come dire, a perseguire l'interesse dell'umanità è crollata. Quindi c'è chi ha fede nella scienza, assurdità assoluta, perché nella scienza non si può aver fede, casomai ci si può fidare degli scienziati, e chi invece è refrattario a qualunque tipo di avanzamento di natura scientifica perché considera sempre la scienza manipolata. Ecco, abbiamo questi due estremismi perché ci siamo resi conto che appunto la scienza purtroppo non era così libera, così indipendente. E quello che sta succedendo in America, cioè che all'arrivo da un mese a oggi più o meno di un nuovo presidente, quello che fino all'altro ieri era verità assoluta e incontestabile, oggi è tutta da ridiscutere. Questa cosa mi preoccupa non perché io ce l'abbia per partito preso contro Trump, ma mi preoccupa il fatto che un presidente stabilisca che cosa è verità scientifica. Qui siamo alla follia più totale. Io non sono preoccupato dal fatto che esista come dire, un discorso di genere, chiamiamo così,
che è meglio di un discorso degenere, secondo me. Non sono preoccupato dal fatto che esistano tutti questi studi sulla materia. Io sono preoccupato da una questione. Questi ragionamenti, questi discorsi, queste ricerche hanno una loro fondatezza o sono, per così dire, come si sostiene oggi, fuffa assoluta? E questo è il mio punto. Ed è questo a cui io vorrei una risposta da parte della scienza. Ma purtroppo non arriva, o quando arriva, questa ci giunge solo manipolata dal potere politico, per cui la scienza non è più ricerca della verità, la scienza è attività politica, davvero, come Ti scrivo nel interrompo. pezzo. Oramai tutto è politica. Matteo, non ti esiste la interrompo. verità è la politica. Pronto? Sì, Matteo, ti eccomi. interrompo perché al riguardo mi sovviene in un'intervista a un professore universitario di un po' di tempo fa, lui spiegava questo grosso problema, è inerente a quello che stai dicendo. Quando le università sono prevalentemente sovvenzionate da fondi pubblici, cioè non sono più autonome, alla fine nei laboratori, all'interno dell'università si tende ad accontentare, diciamo, la committenza. Per cui se tu capisci che uno studio, un'analisi che va verso un certo tipo di indirizzo è gradita a chi ti paga, la vai in quel senso lì. E adesso, se le cose stanno così, rischiamo di avere quello che dicevo prima, che anche tu condividi, che anche tu scrivi, cioè implicitamente, non lo scrivi direttamente, rischiamo di avere in breve il trumpismo dopo il wokismo, ma questo non può andare bene a nessuno, così come non dovrebbe andare bene a nessuno il wokismo, ovviamente. Quindi proprio tecnicamente, cioè chercher l'argent, e sono i soldi che, se ci sono i soldi che hanno, diciamo, un determinato che hanno una determinata provenienza, questi condizionano anche la scienza. E pertanto ci troviamo poi in una situazione in cui non possiamo recriminare contro coloro che non prestano la loro fiducia in essa, perché giustamente hanno ragione di dubitarne nel momento in cui si rendono conto che, a seconda di chi sale al governo, questa cambia di orientamento. Io invece vorrei la verità. Come ho scritto in un altro mio articolo, quello che ci rende liberi non è la libertà di parola fine a se stessa, cioè non è il fatto che la casalinga di Voghera ti possa dire che i vaccini fanno venire il cancro. Naturalmente vi consiglio di non credere a queste scemenze, ok? Non è quella la libertà. La libertà è il medico che ha fatto delle ricerche, lo scienziato che ha fatto delle ricerche e ci può dimostrare liberamente, senza essere perseguitato o zittito, che c'è una correlazione fra quel vaccino e quella malattia, tra l'insorgere di determinati sintomi e la somministrazione di certi medicinali. È il medico che denuncia lo scandalo del sangue infetto, quando vi ricorderete quel famoso scandalo. Questo ti rende libero, cioè che cos'è che ti rende libero? La verità. Non la libertà che può avere ognuno di dire una cretinata, ma la libertà delle persone competenti di poter dire la verità senza incorrere nella persecuzione. E questo è il mio punto. Io non voglio qualcuno che mi confermi le mie tesi contro il woke. Io voglio che qualcuno mi dica: ma i generi sono poi due o non sono due? O ne dobbiamo contemplare degli altri? Le istanze che porta avanti la comunità LGBT hanno una loro ratio essendi o sono delle cretinate di natura ideologica che ci vogliono imporre forzatamente? È questo a cui io vorrei una risposta, e vorrei una risposta che non fosse condizionata da chi sta al governo in un
dal sostituirsi, dal mutare dei poteri a seconda dell'anno. È questo che mi interessa. È fine della storia. Tutto il resto mi dice poco o nulla, ripeto, non cerco conferma delle mie tesi, io cerco la verità, che è un'altra, che è un'altra prospettiva, è qualcosa di completamente diverso da perseguire, e penso che tutti quanti dovremmo ricercare questo. Per tal motivo il trumpismo che vuole imporre forzatamente una linea dall'oggi al domani, senza peraltro, sottolineo questo, smentire in modo sempre appunto scientifico le tesi che fino all'altro giorno hanno dominato. Ecco, io questo mi sarei aspettato da un Trump realmente onesto, che volesse fare le cose per bene, cioè la dimostrazione scientifica che quanto portato avanti dagli altri come tesi, come posizioni, era totalmente infondato e puramente ideologico. Questo mi avrebbe fatto piacere, ma non ho visto questo. Ho visto un'imposizione, ho visto un atto governativo, ma la verità non si stabilisce per decreto governativo. E questo è il mio punto, che ci tengo a rimarcare più e più volte, se mi permettete. Anche perché poi, cioè, rischiamo, per esempio, abbiamo visto che questi condizionamenti sull'ambiente hanno determinato l'economia e quindi determinano il nostro tenore e il nostro modello di vita. Non si può però correre il rischio di credere che se costoro hanno imbrogliato quelli sul clima e hanno imbrogliato sostenere il contrario, cioè che non esiste l'inquinamento, che non esiste il problema del clima, sia la soluzione giusta, sia la versione giusta. No, mi agganciavo, no, perché tu hai esposto benissimo. Volevo anche io realizzavo mentre tu parlavi come quello che è un'espressione concettuale, naturalmente, che ha quindi la sua astrazione data dalle parole, poi però è facile tradurla nella pratica di tutti i giorni. L'imbroglio sull'ambiente ci sta condizionando. Ci sono in Germania, ma anche in Italia, migliaia e centinaia di migliaia di famiglie che vivono momenti drammatici perché rischiano di trovarsi sulla strada da un momento all'altro per colpa di questi imbrogli. Assolutamente, assolutamente. Quindi quello che ci deve interessare di comprendere è proprio questo: quanto il discorso sia condizionato da logiche e da forme di potere. Questo è un grande insegnamento che ricaviamo dalla migliore filosofia della sinistra, per esempio da Michel Foucault, ovvero l'idea che se Foucault diceva ogni discorso è il discorso del potere, questo è il punto, no? Chi controlla il linguaggio, controlla il discorso, controlla il concetto di verità. Ed è proprio questo che bisognerebbe evitare, cioè bisognerebbe ripristinare l'idea secondo cui la verità è un qualcosa che esula dalle dinamiche del potere. Il potere non può stabilire che cosa è vero e che cosa no. Che il signor X abbia o non abbia il cancro e che quel cancro vada, qualora ci fosse, speriamo di no per il signor X, vada curato in quello o in quell'altro modo, deve essere una verità oggettiva, non deve essere una verità e una prassi di conseguenza, cioè la cura, stabilita da un potere politico che ha da lusingare, da far girare i soldi presso determinate amicizie o altri legami come dire, sotterranei che vi sono. Questo mi interessa. Però, Matteo, scusami, direttore, abbiamo un problema. La verità il più delle volte non conviene al potere. Assolutamente, ed è proprio per questo che noi dobbiamo perseguire la verità. Ma guardate che questo ragionamento adesso può sembrare molto lontano da noi, ma in realtà, se ci pensate, è alla base dell'informazione, perché l'informazione è seduta su una botte di dinamite. Perché se l'informazione trasmette
una determinata visione o critica in ragione di chi la finanzia, in ragione di chi la foraggia, beh, forse bisognerebbe mettere in discussione anche l'informazione, per esempio, intesa come guardiana del potere. Il giornalista dovrebbe fare questo, no? Dovrebbe essere il guardiano del potere. Ma se il potere stesso a foraggiarlo, lui potrà davvero, come dire, braccarlo, stare lì a fiutare e a cercare di smascherarlo? È questo che mi chiedo. Come vedete, il discorso del potere si estende non solo all'ambito medico, ma più o meno a tutti quelli con cui noi ci scontriamo nella vita Matteo, quotidiana. ecco, il problema anche, allora, che il potere voglia fare quello che vuole, che discorsi, se no uno cosa se ne fa del potere? In realtà ci sono cose molto più nobili, ma diciamo che è comprensibile. Il problema è che non ci sono quegli spazi, forse c'erano, è difficile crearli, è difficile che ci siano, ma c'erano. Per esempio, hai nominato il giornalista. Quando c'era l'editore puro, ed era la notizia il valore, era la merce da vendere. Io ti do la notizia, caro lettore, quindi tu compri il giornale e hai in cambio la notizia che è autentica, perché io sono un editore puro e i miei giornalisti portano solo notizie vere. Nel momento in cui sparisce questo editore puro e tu hai, diciamo, editori spuri o impuri, come li chiamano, se tu prendi il tuo stipendio e il tuo stipendio ti serve per pagare il mutuo, per mandare i figli a scuola, eccetera, 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 e l'editore viene lì a dirti, caro, o scrivi quello che va bene a me, se no sei fuori. Allora a quel punto sono tutti bravi a fare gli eroi, mamma mia, che tutti quanti sono là, noi siamo puri, noi qua. No, poi alla fine comprendiamo che la maggior parte di noi di fronte a una simile a una simile, diciamo, scelta, alla fine cerca di combinare, cerca il compromesso. Se uno è intelligente cerca il compromesso e puoi riuscire a venirne fuori, metti sul tavolo magari il tuo lavoro, la tua capacità, ma alla fine non andrai mai comunque contro. Se c'è qualcosa che danneggia quello che ti dà lo stipendio, e tu ci pensi due volte, perché altrimenti fai la fame. E quindi mancano quegli spazi, manca qualcuno che pensi di creare degli spazi dove la verità possa essere perseguita al sicuro. Naturalmente, lasciami sottolineare un aspetto. È chiaro che quando si parla di verità il concetto è molto aleatorio in alcuni ambiti. Cioè, il fatto che il signor X abbia o non abbia il cancro, naturalmente è diverso dallo stabilire se una determinata strategia economica portata avanti dal governo sia giusta, sacrosanta o meno, o se il fallimento di quella strategia sia determinata da condizioni avverse nei mercati generali, mondiali, internazionali, o se sia semplicemente determinata questo fallimento dal fatto che era una strategia idiota da perseguire. Ecco, lì le questioni sono molto meno nette. Quello che mi preoccupa è che anche su questioni nette, invece, la verità non come dire, non sta al confine, ok? Certo, non passeggia al limite della linea, d'accordo? Ma viene Matteo, devo trasposta da chiudere. una parte all'altra a seconda di chi la controlla, ecco il punto. Matteo, purtroppo il tempo è volato. Io intanto ti ringrazio. Comunque avremo come sempre nuove occasioni per confrontarci, per ascoltarti. E io ricordo ancora il detonatore.it, c'è uscito anche il magazine, il Detonatore Magazine. Grazie, magari ne parleremo prossimamente. Grazie ancora, a risentirci presto. Grazie a voi, a prestissimo. Allora, togliamo condivisione, perfetto, vediamo se ci sono. La verità assoluta fino ad ora è venuta dall'OMS, non mi sembra ci sia stata tanta verità nella gestione della pandemia, scrive Ferdinando da Verona. È stato davvero una gestione a dir poco opaca. Finiamo, basta, stop. Grazie a Sveva che nonostante le precarie condizioni di salute resta
saldamente, soprattutto del comando di regia tecnica. Grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.